Eccoci a parlare di cose molto importanti. Israele e Gaza e cosa stia accadendo in questo momento, l'unificazione di un popolo e la fine per la Palestina di chiedere la disponibilità di essere ascoltata e autonoma e quindi avere la possibilità di una gestione interna che sia come una regione, per dire, che possa essere autonoma in Italia, oppure come due regioni distinte, Israele e la Palestina. Questo non viene accettato dal governatore del momento. C'è stato chi in precedenza di lui ha fatto un tentativo ed è stato assassinato, mi sembra di aver capito. Ehm, Questa diatriba è qualcosa di molto più grave e molto di più importante di quello che si pensa. Si tratta di una educazione impartita fin dalla nascita di essere o un palestinese o un israeliano. In che modo la religione viene a essere motivo di disputa? Nel momento in cui c'è una mentalità diversa da una parte all'altra, una gestione diversa anche da una parte all'altra, e non solo nello Stato, ma anche nella religione. Quindi c'è una posizione ferma di un tentativo di unificare in un unico Stato e dare la possibilità a queste due religioni che esistono una convivenza che sia subalterna a quello che è lo Stato, cioè in modo che lo Stato sia la realtà di Israele, la religione sia qualsivoglia, palestinese, induista, come c'è la multi qui in Italia, che ci sono i musulmani, ci sono i testimoni di Geova, ci sono anche lì vogliono dare questa possibilità di avere un unico Stato, a quel che ho capito io, avere un unico Stato reale, realtà, dove c'è la stessa legislazione e lo stesso modo di procedere nel percorso di formazione delle persone, con una scuola impartita statale e con una tendenza a variare quello che sono le diatribe costanti dovute alla mentalità di un popolo o dell'altro. Allora, in che posizione ci vogliamo mettere? In Italia hanno fatto tante regioni, alcune sono autonome, alcune non lo sono, e hanno dato il potere al popolo di decidere con dei referendum. Lì non esistono, non ho capito perché non li abbiano fatto. Comunque sta di fatto che c'è questo tentativo di unificazione dello Stato unico di Israele, perché la Palestina poi in fondo non ha mai avuto un territorio proprio. È come dire gli zingari qui in Italia che erano nomadi, che andavano a destra e a sinistra in tutte le zone industriali ad attaccarsi con l'acqua, con la corrente, con i loro caravan. Adesso li hanno stabilizzati, li hanno stazionati, sono diventati stazionari. Gli hanno dato dei posti, delle strutture dove possono rifornirsi di tutto e pagare come tutti le tasse. Lo Stato è unico Italia.
Le regioni, anche quelle autonome, pagano comunque allo Stato Italia. Ok? Quindi non è che voglia in qualche modo fare differente lui. Lui vuole fare, a quel che ho capito, un Israele come l'Italia, dove poi con tutta probabilità ci sarà un'autonomia di possibilità di gestione per quanto riguarda le parti a uso sociale. Oppure ci sarà uno stato legislativo, uno stato dove ci saranno la politica, dove ci sarà tutti gli interventi strutturali delle infrastrutture e di tutto di Israele, uno stato centrale, unico e centrale. I palestinesi, che sono come i nomadi, verranno stazionati lì in quello stato di Israele. Su questo non mi sembra un ragionamento di follia. La modalità che stanno utilizzando, cioè la guerra, è perché insorge la Palestina, che vuole invece territorio per lei nominato Palestina, che non è mai stato. È stato per un piccolo periodo, hanno un fazzoletto di terra, ok, a Gaza, hanno un fazzoletto di terra, dove loro sono stazionati, ma la loro mentalità non è evoluta, la continuano a tramandare. Allora, io penso e sono dell'idea che costruire uno Stato unico non sia così malvagio e non sia così sbagliato. Poi ci sarà l'autonomia da parte dei palestinesi di vivere un po' come vogliono, dando a ognuno il sostegno che serve. Nel momento in cui andranno su scuole statali israeliane, come noi andiamo sulle scuole statali italiane, e nel momento in cui loro studieranno e si prepareranno agli esami di Stato con gli stessi valori e le stesse opportunità e le stesse indicazioni di Israele, dell'Italia. Garibaldi, no, Alcide De Gasperi ha fatto l'Italia Unita, là, uno di quelli ha fatto l'Italia Unita. Poi noi abbiamo fatto tutte le regioni autonome, chi sì, chi no, chi sì, chi no. Bisogna fare un'Italia unita, un Israele unito. Nel momento in cui Israele sarà unito, non ci sarà più bisogno. Allora, perché, mi domando io, armare questa gente quando è già stabilito e deciso che loro sono d'accordo, i palestinesi, di far parte di uno Stato Israele? Se non sono d'accordo, sono loro che si sono armati. Ma se non sono armati, perché Israele li vuole massacrare? Non ha senso. Con tutta probabilità c'è chi li arma. Allora questo è un crimine. Ma unificare Israele, stiamo globalizzando il pianeta. Stiamo globalizzando il pianeta. Niente di strano. Quando avranno il territorio,
che i palestinesi diranno siamo in territorio, abbiamo i piedi sul territorio di Israele, la Palestina non esiste più, finirà anche la guerra. E mettere al mondo figli convincendoli tu sei palestinese e devi lottare per la Palestina è una mentalità. Allora vogliamo evolverci e produrre mentalità evolute. Questi bambini non hanno colpe, non hanno responsabilità dei loro genitori, ma chi li mette al mondo, che persone sono e sono state e che tipo di ragionamento fanno. Qui è casa mia, quindi io decido che qui voglio vivere a modo mio ed è giusto, dentro le tue quattro mura. Quando sei fuori sei in una società e quindi ti comporti come la società ti impone, con rispetto, ma non delle diversità, delle uguaglianze. Tu sei uguale a me, quindi io col buon senso ti tratto bene. Cioè, cosa sono queste etnie? Tu sei di qua, io sono di là, io sono su, io sono... Cioè, ma che? Perché? Allora, sono tutte mentalità. Sapete perché esiste il razzismo? Perché noi generalizziamo. È il nostro sistema di proteggersi dalle novità. Perché non conoscendo la bacca nuova che andiamo ad assaggiare, abbiamo già generalizzato che quelle vecchie sono quelle che andavano bene, quindi prendiamo la bacca vecchia. La giugiola sappiamo che non ci uccide, ma la bacca rossa o verde che ho visto là in montagna, quella non la conosco. E allora razzismo tra giugiola e bacca verde. A chi la faccio assaggiare la bacca verde? Al gatto che mi muore? Capito? Cos'è il razzismo? È la paura delle novità. Ma nel momento in cui sappiamo che lì è bene, non c'è motivo di temere. Non c'è motivo. E Israele è bene, perché si forma l'Italia unita, che poi ogni regione ha fatto come ha voluto e c'è la libertà di decidere per una piccola autonomia. Cosa volete che sia l'autonomia anche del Veneto? Cosa pensate che sia l'autonomia del Veneto? Poi comunque le grandi cose le decidono tutte a Roma, dove ci sono le sedi opportune, che mettiamo virgolette su Roma, che poi è comunque una mentalità di tutta Italia, quella di un po' strafalcioni, ecco. Però noi ci viviamo bene e siamo ancora liberi. Io non mi sento oppressa quando esco fuori di casa, mi sento libera di poter parlare, di dire le mie cose. Se Israele prende tutta una posizione del terreno, del territorio sua, poi non avrà più motivo di dire sei una novità, ho paura di te, non so se mangiarti bacca verde o no palestinese. Quindi potrebbe fare il discorso inverso anche la Palestina, ma la Palestina da dove arriva?
è religione. Cos'è Mosè? Robe di Mosè. Cioè, è mentalità. Io adesso non sto qui, anche perché non sono informata, non sono una tutologa e non conosco la teologia, ok? Ma se magari qualcuno, magari il Papa spiegasse, chiedo, se il Papa spiegasse della Palestina chi erano e perché vogliono ancora continuare e perché Israele li vuole fermare per progredire, evolverci e andare verso il futuro, che presto avremo i Samba Sofia in casa a farci le pulizie, che sono i robot. Sfido chiunque dopo a mettersi a ragionare con un robot che è superiore intellettualmente, con l'intelligenza artificiale. Sfido chiunque. Farò fatica anch'io. Tutti faremo fatica. È una mentalità la Palestina, una mentalità. Perché è un fazzoletto di terra. Noi ci sentiamo palestinesi, abbiamo il nostro fazzolettino di terra. E se la terra si chiama Israele, hai ancora le tue opinioni, hai ancora la tua identità o no? No, mi cambia l'identità. Che identità ti cambia? Sei israeliano e porti avanti le tue idee retrograde. Avete capito? Io sono progressista alla fine, per il progresso, perché comunque qua non è che si può mettersi contro, è qua, è imminente, è qua. Lo vedete con gli occhi, lo vedete che c'è il progresso, lo vedete, su internet vi passa. O guardate soltanto la televisione quello che vi vogliono dire loro, in base a come vogliono che la massa si guidi e si muova e gestiscono tutta la massa. Anche le scuole devono cambiare, anche le scuole. C'è una scienziata che sta cercando di educare tutti quanti gli insegnanti. Ma credi che capiscano qualcosa quelli? Portano avanti sempre il sistema vecchio, Quando sono in classe decidono per un bambino o per l'altro, mica li emancipano, sapete? E mica si fanno la responsabilità di dire li educo in modo positivo che diventino persone migliori. Vanno in base allo storico della famiglia e da chi ha deciso cosa per loro. Non dicono noi progrediamo, evolviamo i bambini, no, no. I computer lo faranno, perché noi siamo stupidi. I genitori sono tutti stupidi, hanno fatto tutti la maturità minimo al liceo o le professionali con la maturità. Ci sono i bidelli che hanno la laurea, sono tutti stupidi. Ma noi siamo le maestre. Sore scagno, no? Dicono in Veneto. E cosa insegnano? Mentalità. Mentalità. Io sono per la DAD. C'è questa dottoressa, che posso anche nominarla, è Daniela Lucangeli, che sta facendo di tutto per riuscire a far capire a tutti gli italiani
che devono cambiare metodo di lavoro a scuola. Lei vorrebbe portare avanti una scuola differente, consapevole, con coscienza. Alla sua visione di scuola e nessuno gliela tocca. Io ho la mia visione di scuola. La mia visione di scuola è la omogeneità, cioè tutti uguali, parlano loro, non lo storico dei genitori, parlano i bambini e in base a quello che dicono li si lascia crescere. E io sono vuoto e non vado a criticarli e a insegnargli cosa devono fare. E se sbagliano a scrivere perché non capisco quello che scrivono, forse sono geni. Che sono io che sono indietro, insegnante, maestrina. E non li vado a bloccare. Dicendogli ci sono delle regole da seguire. La sintassi. Il lessico. A me volete venire a insegnarmi, maestrina? E questo è tutto un discorso di mentalità. Guardate che c'è tanto da cambiare. C'è tanto da cambiare. E bisogna andare incontro all'evoluzione, alla globalizzazione, a globalizzare tutto quanto il pianeta. Non vi parlo dell'Asia in questo momento, ve ne parlerò dell'Asia. Ma per quanto riguarda quello che sta succedendo adesso a Gaza, Israele, è un cambiamento di mentalità. Un elevare una società che è retrograda, antiquata. E non è un pezzo di terra che mi dà l'identità. Io sarò per sempre veneta. Ma io sono nata lì, in quella città che non ho mai vissuto. In questa città dove ho vissuto voglio solo scappare. Capito? L'ideologia di un paese non sta nel dove sei territorio, nel terreno, sta nella mente. Io sarò bassanese a vita. Il mio paesello lo saluto e gli dico addio. Al più presto. Dove ho vissuto la mia infanzia e tutti gli anni. Non mi sento. Io mi sento ideologicamente bassanese, dove sono nata. Ma non perché sono nata, ma perché lì mi sono trovata bene. Lì mi sono trovata bene. Quelli mi davano tutto a me. Quindi la mentalità di essere palestinese non gli dà tutto a quelli, il fazzoletto per terra, non gli dà tutto. Non hanno l'ideologia di Israele, hanno un brutto presentimento su Israele, i palestinesi, e continuano a fare, a dire ai propri figli, a procreare, a mettere al mondo figli, a dire voi siete ideologicamente palestinesi. Ma potete stare su un suolo di Israele e avere ipoteticamente nessuno glielo vieta, nessuno glielo vieta.
Sentitevi palestinesi a vita, ma siete sul suolo israeliano. Questo io ho capito che vogliono fare. Uno Stato unico per tutti. Io sono italiana, con la testa mi sento bassanese e vivo da un'altra parte. Dov'è? E allora cos'è? Questione di evoluzione? Ragionare? Non è che ho sempre ragione, è ragionevolezza. La globalizzazione del mondo è ragionevolezza. E loro hanno l'autorevolezza per farlo. E l'autorità con la guerra. Perché l'autorevolezza non è bastato dirglielo. Guardate che noi possiamo intervenire. Perché la ragionevolezza dall'altra parte non è arrivata la ragione. Io sono casa mia e ho ragione io. Invece la ragionevolezza avrebbe detto: io mi sentirò per sempre un palestinese, ma lo Stato è Israele, unico per tutti. E daranno il nome della via a un bambino che è morto per la guerra, come esempio di chi non vuole evolversi e che vuole retrocedere negli anni e tornare ai Sumeri. Questa è la mia opinione. Io sono progressista, credo nell'uguaglianza utopica e credo che tutti abbiano il diritto di fare del bene. Quello di lasciare i bambini affamati è una presa di coscienza per tutti quanti di chi vuole tornare indietro ai Sumeri o agli egiziani o ai greci, quando il mondo sta andando avanti. Non si torna indietro, si va avanti. E avanti c'è il sole che esplode. Capito? Se non ce la fate arrivare a capire che il sole esplode, è un problema di ragione. Ho ragione io. Io non ho ragione, io ho ragionevolezza. Si va avanti verso il progresso, l'unificazione di tutti i popoli. E poi sarà in vigore l'educazione in base a come ci si comporta, con il buon senso. E toglieranno tutte le regole, capito? Non parlo di monetizzazione ancora, perché andiamo piano, perché la gente deve lavorare e deve vivere in questi anni ancora, ma verrà il giorno in cui non esisterà più. Hanno detto dei punti, no? In Cina ci sono i punti e toglieranno anche i punti nel momento in cui ci sarà il Samba Sofia che interloquisce insieme con i bambini e che fa scuola, e i bambini sono spugne e assorbono tutto. Nel momento in cui avranno un intelletto sano di un Samba Sofia che li fa ragionare con ragionevolezza e gli dà le esperienze giuste da fare in base all'età che hanno e li accompagneranno. Io non dico che sostituiscono i genitori, ma faranno gli educatori insieme, e forse gioverà anche per l'educazione dei genitori, che il più delle volte non sanno quello che fanno con i figli. E poi le maestre si ritrovano in classe ad aver sentito il genitore parlare in un certo modo del figlio e quindi doversi comportare di conseguenza con il bambino.
una causa-effetto che grava sul figlio. Vi sembra giusto? Qualcuno deve prendere in mano questa situazione. Deve finire questo sistema. Deve finire. Io sono contro il sistema. Deve finire questo sistema. La vita è unica, è una solo. E gli va dato il meglio a ogni bambino. Gli va dato il meglio. E non vanno giustificati. Ma mio padre mi ha insegnato così, io tramando un click, bic, bip. Bestemmia. Sei consapevole che stai costruendo la vita di tuo figlio anche per il suo futuro? Dalla gestazione in poi? Ma il mondo va fatto così. Anche questa cosa deve finire. Capito quanto avanti sono? Anche questa cosa deve finire. Saluti. Mi conoscete un po'.